Ma comunque la sua era un processo di elaborazione per crescere, andare ad esplorare. Era il parallelo dei viaggi che faceva, era come se seguitasse a viaggiare. Buongiorno, benvenuti a bordo del treno 3495. Il treno arriverà a Venezia Santa Lucia alle ore 11:50. Trenitalia vi augura buon viaggio. Pasolini era veramente un uomo adorabile e indifeso. Era una creatura angelica, una creatura che abbiamo perduto e che non incontreremo più come uomo, ma come poeta diventa ancora più alta la sua voce e quello che ci ha voluto dire e che servirà molto, ci sarà di molto aiuto. E forse non diciamo niente più, non c'è più bisogno di dire altro. Siamo in arrivo in orario a Casarsa. We are now arriving on time in Casarsa. I make a date for golf, and you can bet your life it rains. I try to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. Everything happens to me. Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo. Ne nascono 3 o 4 soltanto entro un secolo. In fondo al cuore di questi poveri viaggiatori, vivi, soltanto vivi, nel calore che fa più grande della storia la vita. E quando dico e canto dell'Eden che dalla capitale devastata il tuo poeta sognava, alludo proprio a Pasolini, perché Pasolini che sognava il Friuli come un Eden, finalmente raggiunto, e perciò è partito dal Friuli e voleva tornare in Friuli come di fatto da morto è tornato, ecco, finalmente raggiunto dopo l'inevitabile morte.
È un Friuli che è raggiunto soltanto dopo morto, e non vorrei che fosse morto anche con lui lo stesso Friuli. Non doveva succedere perché è stato un po' come ammazzare una grossa fetta di cultura, una grossa partecipazione da parte di un personaggio ad un modo soprattutto di interpretare la cultura che era, voglio dire, completamente al di fuori delle regole e delle norme. Ecco tutto qui.